buon pomeriggio a Casa Gala. Oggi è una giornata un po' speciale, freddino, siamo un po' dentro. Berto è sedento, pieno di freddo. Però oggi è una giornata importante perché oggi è la festa degli infermieri, dei sanitari infermieri, colleghi, loro sono infermieri, io lavoro in ospedale ma non sono infermiere. Però loro meritano tutto l'appoggio, la solidarietà, il grande ringraziamento che soprattutto in questo periodo, che speriamo non dimenticarsi di loro quando finirà questa emergenza, perché dell'infermiere avevamo sempre bisogno, che è veramente una roba, come dico io, vergognosissima, bisogna sempre. Un ringraziamento e tanto di cappello a questi ragazzi che io vedo ogni giorno, anche oggi in pronto soccorso, ho salutato tanti, la terapia intensiva, e oggi è la loro festa. Per me oggi sarebbe, in questo periodo, ogni giorno sarebbe la festa dei ragazzi, delle ragazze, degli infermieri. Però volevo dire oggi, Casa Gala, fase 2, da lunedì cominciamo a aprire, così si può andare a bere il caffettin, senza, no? Mascherinetta, fularetto, così, tac, si entra, no? Distanziamento sociale, però ne veniamo fuori, perché ho detto il virus dopo. Comunque, volevo solo oggi, però oggi racconto anche una barzellettina o due che dedichiamo a quelli che riprenderanno finalmente, speriamo sempre di più, con grande frequenza, cameriere, ristoranti che dovranno aprire con i settori, le robe, speriamo di venirne fuori al più presto. E c'è questo qua va al ristorante, fa, buongiorno, sì, mi dica, arriva il cameriere, sai, un fighetto, cameriere, fa, mi dica, sì, guardi, vedo che avete il piccione, a me piace molto il piccione, mi fate un piccione con le patate, il piccione rosto, poi tac, arriva il piccione, tac, questo qua comincia a stare per mangiare, fa, mi scusi cameriere, sì, mi dica, potrebbe cuocerlo un po' di più? Come mai? Come mai? Cosa succede? No, mi sta mangiando le patate, se può cuocere un po' più, ecco. E poi c'è questa, che viene da un amico di Roma, grande Geppo, grande barzellettiere, che ci siamo conosciuti la sera l'ultima. Questa è così, che praticamente grande ristorante, livelli alti, arriva questo qua tutto elegantissimo, si siede, buongiorno, porta il menù così qua, guardi, il cameriere, mi dica, guardi, io sono un grande appassionato, mi porti per cortesia un spaghetti alle vongole, subito signora, lo portate, spaghetti alle vongole, appena fatte, tac, vongole, pieno di vongole a un certo punto, però le vongole con dentro niente, aperte e vuote. Allora chiama il cameriere, mi scusi, mi dica, sì, ma guardi che le vongole, sì, profumo buono, ma le vongole sono vuote dentro. E beh, ma mi scusi, adesso sì, ho capito, ma quando chiede la torta della nonna, non c'è mica la nonna dentro. Questo qua un po' fa. Beh, è vero, ha ragione, sì. Anche quando chiediamo, no? Gli spaghetti alla puttanesca, sua sorella non c'è, no? È vero. Allora, signori, Casa Gala, ci vediamo qualche volta sì, qualche volta no. Auguri ancora a tutti gli infermieri. È una roba vergognosissima. Ciao, ciao, ciao.